Siamo con Alberto Rabiti, segretario generale della Federazione Italiana Pallavolo. Alberto, la pallavolo che momento sta vivendo? Il momento della pallavolo in questo momento è un momento veramente particolare e decisamente piacevole. Con 4 squadre qualificate per Londra credo che sia proprio il momento ideale per parlare di FIPA, di pallavolo eccetera. Siamo l'unica federazione, le uniche squadre nazionali che praticamente andiamo a Londra con 2 squadre indoor e 2 squadre di beach volley. È l'unica realtà del CONI che ci consente questo salto e ci consente appunto questa possibilità di poterci esprimere al meglio e di poter esprimere al meglio il nostro potenziale in ottica Olimpiadi. Questo è il momento della pallavolo, però questa è la pallavolo diciamo, ad alto livello, esatto. Però per me la pallavolo ad alto livello è anche questa che c'è qui in questo momento. Volevo collegarmi a un piccolo aneddoto di questi giorni. Il 22 giugno scorso io e il Presidente Magri siamo stati insieme alla delegazione delle atlete nazionali al Quirinale per la consegna della bandiera al portabandiera per le Olimpiadi prossime a Londra. In quell'occasione, parlando con un alto dirigente del CONI, è emerso il movimento della pallavolo in generale. Pallavolo in generale che significa? Significa praticamente tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi abbiamo fatto. Questo dirigente del CONI, sentiti i nostri dati, i nostri numeri, il nostro bilancio che in 5 anni praticamente è aumentato da 35 milioni a 46 milioni, i nostri numeri, la nostra attività, mi diceva voi siete una macchina di guerra. In effetti è vero perché tutto quello che stiamo facendo, tutto quello che noi abbiamo fatto, il nostro movimento che forse non è conosciuto esternamente, non è conosciuto in tutto il mondo, soprattutto nel mondo sportivo, credo che questo qui sia invece il momento di esternare i nostri dati, esternare il nostro movimento. Credo che mai evento come questo che stiamo vivendo in questo momento ad Abano Terme e a Montegrotto sia conscio della nostra realtà che si forma in base ai numeri, in base ai dati, in base alle aspettative e in base ai risultati. L'abbiamo chiesto un po' ai vari personaggi che sono comparsi questa settimana. Che cosa sono per te le Kinderiadi, anche se in parte hai già risposto nella domanda precedente, e che cosa sono in particolare le Kinderiadi in Veneto? Le Kinderiadi in Veneto, dunque le Kinderiadi in generale è un momento particolare per un migliaio di persone, tra atleti, atlete e indotto vario, da genitori, tifosi eccetera, che vivono questa realtà per una settimana nelle varie zone di tutta Italia. In questo momento speciale, particolare in Veneto, è un indotto che ha creato un'aspettativa che ha trovato un appoggio reale nell'organizzazione del Comitato Generale del Veneto. Devo fare i complimenti assolutamente al Presidente del Veneto, al suo staff e a tutto l'entourage che ha curato questo avvenimento, perché non ho trovato nessuna indicazione di cose che non andavano. È una realtà che ha effettivamente stupefatto tutti i partecipanti per l'organizzazione, per i dati, per l'evento in tempo reale che non si è mai avuto riscontro in tutte le altre edizioni. Sono veramente contento di tutto quello che il Comitato Generale del Veneto e il suo staff ha fatto per questa edizione. Devo dire che questa mia affermazione trova assolutamente supporto e appoggio in tutto quello che dicono specialmente i nostri sponsor. Abbiamo il nostro main sponsor che è Ferrero, che ieri sera anche parlando a cena era entusiasta di tutto quello che è stato fatto come questa realtà. Grazie.